Anno 2000 cominciare a dire che abbiamo cominciato a sequenziare il genoma umano e tutto sommato siamo all'80-90% del sequenziamento, e quindi c'è stato questo annuncio ufficiale dalla sala stampa della Casa Bianca, dove Bill Clinton era collegato col numero 10 di Downing Street, dove c'era il premier britannico Tony Blair con il gruppo di scienziati inglesi che aveva collaborato a uno di questi due progetti. Questo per dire anche di quello che è stato l'impatto mediatico. Subito anche, vedete, un'intera pagina successiva del Corriere della Sera, così il genoma allungherà la vita, e quindi ecco che si pone in evidenza quelle che possono essere le conseguenze di una scoperta scientifica e quelle che possono essere le conseguenze sul piano sociale, le malattie da una parte, la possibile allungamento della vita. Questo fa parte un pochino, perlomeno per adesso, dell'illusione. Ma qui cominciamo a vedere anche alcuni dei protagonisti di questa corsa al genoma umano. E sono sostanzialmente due, come vi dicevo, i due responsabili di questi due progetti che sono avanzati in parallelo, in contrapposizione uno con l'altro. Poi vedremo in particolare uno di questi protagonisti. Vi faccio vedere, poi vi dirò anche chi sono. I due protagonisti sono Craig Venter da una parte e Francis Collins dall'altra, capi delle due equip. Però aspettiamo un attimo, vediamo anche la pagina di Repubblica di qui il 27 giugno dell'anno 2000, la mappa che ci guarirà, quindi subito qui si pone l'accento sugli aspetti applicativi. Svelato il libro della vita, Clinton : ora sconfiggeremo il cancro. E c'è un commento di Renato Dulbecco, premio Nobel italiano, anche se gli americani in realtà lo considerano proprio perché ha anche eccellenza americana e ha lavorato negli Stati Uniti. Il genoma e la libertà, e diciamo che Renato Dulbecco è stato un po' tra quelli che hanno dato il via intorno alla fine degli anni 80, inizio anni 90, al grande progetto del sequenziamento del genoma umano, a cui però poi gli italiani sono rimasti totalmente tagliati fuori. E Repubblica dedicò poi 2 pagine interne ancora all'annuncio, il progetto di Dio, come è stato definito, e si comincia il lungo viaggio per sconfiggere le malattie. Ecco di nuovo l'aspetto applicativo della medicina. E ecco, è stata un'avventura, ora tocca alla medicina. E qui vedete, ecco, i due protagonisti, Francis Collins e Craig Venter. Due protagonisti, vi dicevo, in contrapposizione uno con l'altro, perché come la scienza non è fatta soltanto di aridi dati scientifici, non è fatta solo di laboratorio, non è fatta soltanto di pubblicazioni più o meno prestigiose, ma è fatta anche di uomini e di donne, naturalmente, e quindi che portano dietro il loro carico di emozioni, di ambizioni, a volte di aspetti meschini, a volte di aspetti entusiasmanti e affascinanti. E certamente è difficile immaginare un melodramma, in un certo senso, più avventuroso di quello che ha collegato e ha messo in contrapposizione questi due uomini, anche apparentemente, anche dal punto di vista caratteriale, molto diversi. Francis Collins, capo del progetto federale, il grande progetto ufficiale, lo Human Genome Project, che ha coinvolto centinaia, migliaia di ricercatori in molti paesi del mondo, soprattutto americani, ma non soltanto, anche inglesi, francesi, giapponesi, che aveva cominciato questa esperienza nel 1990, che proseguiva lentamente in questo sequenziamento del genoma umano fino a che, diciamo, verso la fine degli anni 90 è arrivato invece irruendo sulla scena Craig Venter, questo straordinario e controverso biologo molecolare con una sua società privata, la Celera, che ha, usando dei metodi e delle tecniche completamente diverse, ha scompaginato in un certo senso le ricerche dello Human Genome Project e ha accelerato straordinariamente i tempi, tanto da arrivare praticamente in contemporanea con l'altro progetto che era partito molti anni prima nel sequenziamento del genoma umano. Ma poi magari vedremo qualcosa di più di questi due protagonisti, in particolare di Craig Venter, anche perché è un protagonista tuttora sulla scena internazionale, con dei progetti arditi, ai limiti a volte della fantascienza, personaggio controverso, un po' scienziato e un po' imprenditore, con un grossissimo ego e narcisismo personale, ma di questo magari parleremo dopo. Questo è un po' il background che sta alle spalle delle cose di cui parliamo oggi, ma che è importante perché, ripeto, la scienza è fatta anche di sentimenti, di emozioni, di momenti mediatici importanti e di personaggi. Ma
torniamo alla scienza un pochino più ufficiale, in un certo senso, con i nostri due scienziati, i nostri due ricercatori, entrambi biologi di formazione, e che hanno preparato delle presentazioni in PowerPoint per mettere i puntini sulle i su quello che è il gene, su quello che sono i cromosomi, su quello che, come funziona all'interno della nostra cellula, su come si esprime l'informazione delle nostre cellule, e poi per vedere che cosa vuol dire l'aver raggiunto questo obiettivo del sequenziamento del genoma umano, quelle che sono le possibili conseguenze, le illusioni, la realtà, le prospettive, le possibilità di applicazioni in campo medico, in campo farmacologico. Non sarà un percorso sempre agevole, ma penso che senz'altro valga la pena di seguire con attenzione quello che ci diranno i nostri due esperti. E cominciamo questo viaggio con Giuseppe Borsani, che è professore di genetica alla Facoltà di Medicina dell'Università di Brescia, nato a Busto Arsizio, poi si è laureato, come vi dicevo, in scienze biologiche a Milano, ha lavorato presso il TIGEM, che è questo istituto Teleton di genetica e di medicina, e poi è passato circa 3 anni di studio e di lavoro negli Stati Uniti, a Houston nel Texas, e poi è ritornato, prima c'è stata una fase anche di lavoro in Inghilterra, a Oxford, e poi è tornato in Italia al Dipartimento di Biotecnologia e Biologia molecolare dell'Istituto Sieroterapico Milanese, e da lì poi all'Università di Brescia, dove insegna tuttora. Giuseppe Borsani ci introduce fin dalle basi in questo nostro viaggio, in questo nostro percorso. In sala ci sono molti giovani, molti studenti, perché questi incontri di Chiaramente Scienza, che sono arrivati al 3° anno, organizzati dall'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arte, sono dedicati in particolare ai giovani, in particolare agli studenti. So che c'è un concorso, tra l'altro, per la scrittura di un articolo dedicato o al genoma, cioè l'argomento principe della serata di oggi, o alla geofisica dei vulcani, che era l'argomento della tornata precedente di Chiaramente Scienza, e quindi naturalmente io spero che ci siano anche molte domande, in particolare dal nostro auditorio, in particolare da parte dei giovani, che saranno naturalmente privilegiati nel fare le loro osservazioni, le loro domande, le loro riflessioni, sia a Giuseppe Borsani sia a Gerolamo Lanfranchi. Allora, Giuseppe Borsani, cominciamo dalle basi, vediamo un pochino che cosa c'è all'interno delle nostre cellule, come l'informazione è codificata nelle nostre molecole. Benissimo. Una premessa: vi assicuro che anche il genoma è un argomento vulcanico, vi piacerà. Vorrei cominciare ringraziando anzitutto gli organizzatori di questo incontro, perché per me è un piacere, nonché un onore, essere qua con voi a parlare del genoma umano. Il titolo ufficiale è Genoma umano, illusioni, realtà e prospettive, e vedremo di percorrere assieme un cammino che ci porterà a scoprire quelli che sono gli aspetti più noti, ma anche gli aspetti meno noti del nostro genoma. Dovete cercare di avere anche una buona memoria, perché oggi daremo assieme i numeri. Sentirete una grande quantità di numeri di geni, numeri di esoni, geni in altre specie, eccetera, eccetera. E secondo me questa è anche diciamo, la parte più affascinante del nostro genoma e del genoma di altri organismi. Allora, cominciamo subito con i numeri e ne spariamo uno grosso. Il corpo umano è costituito da un grande numero di cellule. Qualcuno ha fatto una stima, si parla di circa 100 trilioni di cellule. E noi sappiamo che all'interno di ogni cellula c'è un nucleo che contiene 23 coppie di cromosomi. Sappiamo anche che un cromosoma è una lunghissima molecola di DNA che è costituita dalla ripetizione lineare di 4 elementi, cosiddetti nucleotidi, che noi chiamiamo familiarmente con le lettere A, C, G e T. Se noi sommiamo e mettiamo assieme le dimensioni delle 23 diverse molecole di DNA presenti nella nostra singola cellula, arriviamo a un totale impressionante di 3 miliardi di nucleotidi. Allora, per avere un'idea che cosa significa 3 miliardi di nucleotidi, proviamo a stamparli su carta, e qualcuno ha calcolato che 3 miliardi di nucleotidi occuperebbero circa 200 volumi delle dimensioni dell'elenco telefonico del distretto di Manhattan della città di New York. Provate a leggere questi 200 volumi ad alta voce, vi servono 9 anni per leggere tutto quanto il genoma, quindi se cominciate adesso finirete tra 9 anni.
Questo vi dà un'idea della complessità dell'informazione genetica necessaria per costituire un individuo come l'uomo. Il genoma non funziona come un tutt'uno, ma è diviso in pacchetti funzionali. Questi pacchetti li chiamiamo geni. Un gene tipicamente non è altro che una porzione del genoma di alcune decine di migliaia di nucleotidi che, come vedete qua, è suddiviso in esoni e introni. Diciamo, la parte più nobile del gene sono gli esoni, che sono quella porzione del gene che contiene l'informazione necessaria per la sintesi delle proteine. Come il professor Lanfranchi poi vi racconterà, un gene può essere acceso o spento e quando il gene è acceso viene trascritto in RNA, l'RNA viene maturato togliendo le parti che non servono per codificare la proteina corrispondente dal gene e si ha poi la sintesi della proteina a livello dei ribosomi. Il messaggio importante è che è proprio l'ordine dei nucleotidi all'interno della molecola di DNA che determina l'ordine degli aminoacidi nella proteina codificata da quel gene. E noi sappiamo che le proteine sono elementi fondamentali nella cellula e nell'organismo che ne permettono la costituzione e il funzionamento. Venendo al progetto Genoma Umano, il progetto Genoma Umano è quel progetto il cui obiettivo più ovvio e principale è quello di andare proprio a determinare l'ordine, la sequenza dei nucleotidi all'interno del nostro DNA. Di fatto è una sorta di manuale di istruzioni per costruire un uomo. E facendo un'analogia automobilistica che ritornerà poi in una diapositiva successiva, è un po' come i manuali che da qualche parte a Maranello ci saranno per costruire una Ferrari, per mettere assieme i vari pezzi per costruire ogni singolo pezzo. È un manuale molto molto dettagliato il nostro genoma. Pensate che se questo manuale viene utilizzato fedelmente per andare a generare due individui, come nel caso dei gemelli monozigoti, escono due individui praticamente identici, sicuramente identici dal punto di vista genetico. Quindi le istruzioni presenti nel genoma sono in grado, se seguite fedelmente, di generare due individui geneticamente identici, come vedete in questa fotografia. Abbiamo detto che il genoma umano è stato sequenziato e i primi dati che sono comparsi sulle riviste scientifiche risalgono al febbraio del 2001 e in particolare la rivista Nature ha pubblicato i dati relativi al sequenziamento del genoma umano in ambito pubblico, mentre la rivista Science ha pubblicato i dati generati dalla Cellular Genomics di Craig Venter. E a me piace molto questa tabella, che è una sorta di carta d'identità del genoma. Sembra una semplice tabella, in realtà contiene una quantità di informazioni veramente importanti per chi come noi studia il nostro DNA. Per il momento ci soffermiamo soltanto, sul dato forse che più ci colpisce, che è il numero di geni che sono presenti nel nostro genoma. Si stima che siano presenti più o meno 25.000 geni che codificano per le proteine. Quindi questi 25.000 geni, quando si esprimono, sono in grado di codificare un numero equivalente di proteine e questa invece è una fotografia del cosiddetto proteoma, cioè le proteine codificate dal nostro genoma, che noi possiamo suddividere in diverse classi funzionali. Gli enzimi costituiscono una fetta di questa torta, proteine costituiscono il citoscheletro della cellula, un'altra fetta, eccetera, eccetera. Un'altra cosa che voglio far notare è che c'è una grossa fetta corrispondente a proteine la cui funzione non è nota. Che cosa significa? Significa che noi conosciamo la sequenza amminoacidica della proteina, ma non abbiamo minimamente idea di che cosa faccia quella proteina all'interno dell'organismo. Quindi è importante sfruttare questa occasione per studiare la funzione di queste proteine e per assegnare a loro un ruolo biologico. Quindi il genoma è stato estremamente importante perché ci ha fornito, uno spunto per andare a caratterizzare tutta una serie di geni di proteine non noti. Noi sappiamo che abbiamo 2 copie per ogni gene del genoma, perché abbiamo all'interno della cellula 23 copie di cromosomi, uno lo ereditiamo dalla madre e l'altro lo ereditiamo dal padre. Per esempio questo gene sta sul cromosoma 7, abbiamo una copia di origine materna e una copia di origine paterna. A volte è presente la stessa versione, cioè lo stesso allele del gene, su 2 cromosomi che noi chiamiamo omologhi, per cui in questo caso abbiamo che questo individuo sulla sinistra codifica per la stessa identica proteina. In alcuni casi invece abbiamo una condizione che viene chiamata di eterozigosi, perché sono presenti 2 diverse versioni dello stesso gene. Stiamo attenti, si tratta dello stesso gene che codifica per 2 versioni lievemente diverse della stessa proteina, quindi una proteina che svolge la stessa funzione, ma magari in maniera un pochino diversa. Se noi guardiamo
cosa succede all'interno di una popolazione che potrebbe essere, diciamo, il gruppo di persone presenti in questa stanza, noi possiamo avere un numero superiore, un numero notevole anche di diversi alleli dello stesso gene, quindi la stessa proteina presente in diverse varianti. E se andiamo a analizzare invece ancora un campione più ampio di popolazione, potremo trovare anche i cosiddetti alleli mutanti, cioè delle sequenze di DNA per un particolare gene, il gene A in questo caso, che codificano per delle proteine che non funzionano o hanno una funzionalità ridotta o compromessa. Ed è proprio, diciamo, questi alleli mutanti che sono quelli alla base di una categoria molto importante ed eterogenea di malattie, che sono le malattie genetiche monogeniche o malattie mendeliane. Una categoria grande di malattie, si parla di più di 3.500 diverse malattie, ciascuna dovuta a una mutazione in un singolo gene. Noi le chiamiamo malattie mendeliane perché si trasmettono all'interno delle famiglie seguendo le leggi di Mendel. Sono anche definite malattie rare o malattie orfane, perché prese singolarmente sono effettivamente delle malattie poco presenti all'interno di una popolazione, anche se considerate nel loro insieme colpiscono una percentuale sicuramente rilevante, pari più o meno all'1,5% degli individui presenti per esempio sul territorio italiano. Alcune di queste patologie vengono chiamate malattie genetiche dominanti, in quanto basta avere una sola copia del gene mutato per sviluppare la malattia. Abbiamo invece delle malattie che chiamiamo malattie genetiche di tipo recessivo e la malattia è presente soltanto quando entrambe le copie del gene sono mutate. E questa è una tabella che ci fa vedere quelle che sono le più diffuse malattie genetiche in Gran Bretagna, ma la maggior parte di esse anche in Italia. E di nuovo, sebbene si tratti di malattie rare, tutti quanti abbiamo sentito parlare di core di Huntington, tutti quanti abbiamo sentito parlare di beta-talassemia, di emofilia, di distrofia muscolare di Duchenne, di malattia dell'X fragile. Cosa significa? Significa che in fondo queste malattie non sono così rare. A questo punto interviene il genoma umano. Qual è l'importanza del progetto Genoma Umano nello studio delle malattie genetiche monogeniche mendeliane? Allora, questo è un grafico che è stato pubblicato sulla rivista Science in contemporanea alla pubblicazione del sequenza del genoma umano, che ci fa vedere i geni responsabili di malattie genetiche di tipo mendeliano che sono stati identificati dall'81 al 2000. E vediamo che c'è una crescita del numero di geni responsabili di malattie genetiche monogeniche che coincide proprio con l'avvio del progetto Genoma Umano. E anche in questo caso un grosso contributo l'ha dato di nuovo Craig Venter, in quanto prima ancora di cominciare il sequenziamento del genoma ha cominciato parallelamente a lanciare un progetto che si chiama progetto di sequenziamento delle sequenze IST, che in qualche modo ha anticipato i risultati ottenuti poi nel 2000 col sequenziamento del genoma. Cioè la sua idea è stata quella di andare a sequenziare le parti più utili del genoma, cioè gli esoni, cioè quelli che contengono l'informazione necessaria e utile per sequenziare le proteine. Quindi questo progetto, iniziato da Craig Venter e poi portato avanti da molti altri laboratori, ci ha permesso di avere informazioni utili su migliaia e migliaia di geni prima ancora del completamento del sequenziamento del genoma. E questo è stato estremamente importante per identificare i geni coinvolti in molte malattie genetiche. In malattie genetiche, quale per esempio questa, la condroplasia, cioè questa forma di nanismo tipo ereditario, vedete che è affetto questo individuo, è un attore americano che è alto 81 cm e ha una mutazione in un gene che si chiama FGFR3, che sta sul cromosoma 4. Pensate, questo individuo, anziché avere questa sequenza normale a livello di una porzione del gene, in questa precisa posizione ha un nucleotide A o un nucleotide C, adesso non so quale esattamente dei due, però è sufficiente questa singola sostituzione nucleotidica per causare una patologia di questo genere. Cioè, scusami, A, cioè adenina, e C, cioè citosina al posto della G. Esattamente, al posto della guanina. Nel senso che le mutazioni tipiche che si trovano in individui affetti da questa patologia sono delle sostituzioni della G con una A oppure con una C. La conseguenza comunque è la stessa. Quindi un nucleotide su 3 miliardi è sufficiente per fare un danno di questo genere. E vicino invece c'era un giocatore di basket
cinese, no? Questo è un giocatore di basket cinese, il più alto giocatore che gioca nell'NBA, alto 2,31 m, quindi pensate circa 3 volte più alto dell'individuo affetto da E anche quella condroplasia. possiamo parlare come dire, anomalia genetica in Allora, questo caso? più che anomalia genetica è un individuo che viene definito geneticamente alto, in quanto proviene da una famiglia in cui gli individui sono effettivamente alti. L'altezza è un carattere che viene controllato da parecchi geni, come vedremo in seguito, per cui probabilmente questo è un individuo che è particolarmente alto perché parecchi geni, parecchie varianti di geni contribuiscono a determinare questa altezza. Non c'è una disfunzione ormonale che causa in qualche modo questo fenotipo particolare. Saltando a questo punto al giorno d'oggi, a che punto siamo? Abbiamo identificato i geni responsabili per circa 2000 delle 3500 malattie monogeniche tipo mendeliano, quindi siamo a un discreto punto, anche se manca molto lavoro da fare. Perché è importante identificare i geni responsabili di malattie genetiche? Anzitutto possiamo fare una diagnosi molecolare precisa della malattia. Possiamo poi studiare la patogesi della malattia, perché sappiamo qual è la proteina che non funziona in quella particolare patologia genetica. Possiamo generare dei modelli animali in cui andare a studiare il meccanismo patogenetico della malattia. E su questi modelli animali, per esempio, possiamo provare delle terapie di tipo farmacologico o, per esempio, la terapia genica. Tutto questo grazie al sequenziamento del genoma che ci ha permesso di conoscere la sequenza dei nostri geni e ha grandemente facilitato il lavoro di quelli che cercano i geni responsabili delle malattie genetiche. Per avere maggiori informazioni su queste 2000 malattie genetiche per cui è stato identificato il gene o in generale sulle malattie genetiche c'è questo bellissimo database che si chiama Homing, che è disponibile su internet e è accessibile a chiunque. Tocchiamo un altro punto. Se ci guardiamo intorno per strada, ma anche all'interno di questa stanza, ci accorgiamo che sebbene tutti quanti apparteniamo alla specie Homo sapiens, siamo abbastanza diversi gli uni dagli altri. E se per esempio prendiamo 2 individui presi a caso nella popolazione, ci domandiamo, ma questi individui sono diversi perché diverso è il loro genoma oppure sono soltanto influenze di tipo ambientale? Allora, quello che possiamo fare, possiamo andare a sequenziare il DNA, il genoma di 2 individui e se confrontiamo, per esempio, la regione corrispondente del genoma in 2 individui presi a caso nella popolazione, quello che osserviamo tipicamente è che la sequenza è identica tranne che per un unico nucleotide. Per esempio questa A in un altro individuo potrebbe essere una T. E queste variazioni di un singolo nucleotide li chiamiamo SNP, o polimorfismi a singolo nucleotide. Allora voi dite, un nucleotide su 1000 non è tanto. È vero, però il nostro genoma è composto da 3 miliardi di nucleotidi, quindi vuol dire che tra 2 persone prese a caso nella popolazione ci sono circa 3 milioni di nucleotidi diversi. Quindi vuol dire che dal punto di vista genetico, genomico, diciamo, siamo identici al 99,9%, non al 100%. Allora, queste differenze di singolo nucleotide, quali conseguenze hanno? Non hanno verosimilmente alcuna conseguenza quando queste differenze vanno a cadere nelle regioni tipo gli introni, che non contengono informazioni necessarie alla sintesi delle proteine. Ma quando queste differenze vanno a colpire, a cambiare una sequenza anche di un singolo nucleotide a livello di un esone, le conseguenze ci possono essere. Questo perché sono diverse le proteine che vengono fabbricate. Esatto. Potrebbe essere codificata una proteina, in questo caso, con un diverso aminoacido e questa proteina potrebbe avere una funzionalità lievemente diversa proprio in virtù della presenza di un aminoacido diverso. Quindi consideriamo globalmente questi cambiamenti, vuol dire che abbiamo alcune centinaia o migliaia di proteine diverse, versioni diverse di proteine tra un individuo e l'altro nella popolazione. E questo proprio questa diciamo, è la base per esempio del fatto che esistono diverse varianti proteiche per la maggior parte dei geni all'interno del nostro genoma e l'insieme di queste varianti contribuisce a quelli che noi chiamiamo come caratteri multifattoriali, che sono delle caratteristiche di tipo fisiologico o di tipo patologico che possiamo osservare in un individuo, che non sono determinati dall'azione di un singolo gene, ma sono determinati dall'azione di più geni contemporaneamente. Non solo, ma questi geni in qualche modo vanno a interagire con l'ambiente. E giusto per fare esempi concreti, l'altezza è una di queste caratteristiche che viene determinata da un insieme di varianti geniche che tra di loro in qualche modo collaborano a determinare l'altezza di un individuo. Il colore della pelle
oppure il fatto che alcuni di noi sono più predisposti, per esempio, a suonare il piano piuttosto che a dedicarsi con successo a un'attività sportiva, oppure sono individui che generalmente hanno delle doti intellettive superiori. Quindi questi sono caratteri che hanno sicuramente una base genetica, ma come possiamo intuire, l'ambiente ha una forte influenza sulla manifestazione di questi caratteri. Esistono poi anche delle patologie che poi chiamiamo poligeniche o multifattoriali, e come vedete dall'elenco qua a fianco non si tratta di patologie rare come le patologie genetiche, ma sono patologie estremamente diffuse nella popolazione. Abbiamo l'obesità, abbiamo il diabete, abbiamo una grossa fetta di tumori, piuttosto che l'ipertensione, epilessia, depressione. Allora, queste varie patologie generalmente non sono determinate da una mutazione in un singolo gene, ma sono determinate da varianti di 2, 3, 4, 5, 10 geni che sono presenti in un particolare individuo e da come questo, diciamo, genotipo interagisce con l'ambiente circostante, quindi con lo stile di vita dell'individuo. Quindi si può avere una predisposizione genetica che porterà alla malattia in presenza di un particolare tipo di ambiente. L'alimentazione conta, l'esposizione a sostanze tossiche, a patogeni infettivi, piuttosto che lo stile di vita, l'esercizio fisico. Concludo, giusto con un paio di esempi. L'obesità ha una base genetica, ma chiaramente è influenzata in maniera significativa dal nostro stile di vita, da quello che mangiamo, da quanto ci muoviamo. Un'altra patologia attualmente molto studiata è l'autismo, che ha una base genetica ancora più forte, quindi sicuramente da studi per esempio condotti in gemelli monozigoti si vede che quando un individuo, una coppia di gemelli monozigoti è affetta da autismo, quasi sempre anche l'altro individuo è affetto dalla patologia, e questo in qualche modo ci sta a indicare che la base genetica di questo tipo di patologia è forte, ma sicuramente anche in questo caso l'ambiente ha la sua influenza. E quello che il ricercatore in questo momento sta cercando di capire è qual è la componente genetica alla base di queste malattie multifattoriali, quali sono i fattori ambientali che in qualche modo favoriscono l'insorgenza di queste patologie. Concludo la mia presentazione con questo sito, che è un sito secondo me molto ben fatto, soprattutto dal punto di vista divulgativo, per cui magari per i ricercatori non contiene una grossa quantità di informazioni utili, ma per gli studenti o comunque per chi vuole approfondire magari le problematiche etiche relative allo studio del genoma, questo è un sito sicuramente da considerare. Bene. Allora, grazie al professor Borsani per questa prima carrellata in cui ha mescolato, come avete visto, dati puramente scientifici con alcuni aspetti anche un pochino mediatici, perché avete visto anche quelle due famose, ormai entrate nella storia, copertine della rivista Nature e Science. Vediamo se si può, ecco. Questa era la rivista di Nature, il numero di Nature del 15 febbraio 2001, dove il gruppo dello Human Genome Project diretto da Francis Collins pubblicò la sua sequenza, in questo fascicolo speciale, la sua sequenza del genoma umano, e il giorno dopo usciva Science. Nature esce ogni settimana il giovedì, Science il venerdì, e il giorno dopo usciva Science con la sequenza invece del gruppo Celera, del gruppo privato Celera di Craig Venter. Facciamo ancora una piccola sosta dal punto di vista del personaggio Craig Venter, che poi avete visto anche in una slide di Borsani, che vestiva a metà un camice, a metà una giacca scura. Non è che lui normalmente vesta così, questo è ovviamente un fotomontaggio per mettere in evidenza come sia chiamiamolo un personaggio della scienza, un personaggio pubblico ormai della scienza, che è a metà scienziato col camice bianco e a metà imprenditore con la giacca nera. Sa far fruttare molto bene le sue attività, ha una magnifica imbarcazione di 26 metri che si chiama Sorcerer, mago, col quale gira spesso dell'Atlantico, e con questa barca, tra l'altro, negli ultimi anni ha raccolto una quantità enorme di microrganismi della
nella zona del mare di Sargassi, dove sta facendo delle ricerche per identificare nuove sostanze e nuove sequenze geniche non conosciute in organismi marini. È una ricerca affascinante che sta conducendo Craig Venter con il suo gruppo, con l'obiettivo di di vedere quali sono gli organismi più semplici possibili sulla Terra. Partendo dai micoplasmi, che hanno qualcosa come 500 geni, lui pensa di poter riuscire, togliendo dei geni, ad arrivare a dei microrganismi semplicissimi, 300 geni, che potrebbe essere l'organismo più semplice in grado di autosostentarsi sulla vita. Craig Venter, lo vedete qui, l'ho incontrato qualche anno fa a Trieste. Qui, se voi conoscete Trieste, riconoscerete il municipio di Trieste. Questa sembra in Piazza Unità. C'è Craig Venter, questo è del 2003, di 4 anni fa. Craig Venter con la moglie Claire Fraser, anche lei biologa molecolare, si sono conosciuti giovanissimi quando erano all'università. Lui è nato a Salt Lake City, terra di mormoni, nel 1946, e quando era ragazzo poi è vissuto in California per parecchi anni, pensando soltanto al surf e alle ragazze, come ha sempre detto. Poi a 21 anni è dovuto andare in Vietnam e lì ha fatto l'infermiere, perché studiava medicina, e alla base americana di Da Nang, durante l'offensiva dei Viet Cong, l'offensiva del Tet, si trovò di fronte a situazioni drammatiche, a situazioni che ancora oggi ricorda con grandissima impressione, e fu quel momento in cui dette una svolta alla sua vita. In pochissimi anni si laureò, prese il dottorato di ricerca, cominciò a pubblicare, si sposò e cominciò a diventare uno scienziato di primissimo piano. Cambiò letteralmente la sua vita, ma rimanendo sempre quel ragazzaccio terribile della scienza che era in gioventù. È un personaggio molto controverso, molto contestato e molto affascinante per certe cose, molto disponibile con i media, con i giornalisti, molto abile in questo, ma che usa anche molto bene un certo understatement, anche raccontando cose straordinarie. È stato uno dei primi che hanno sequenziato i primi genomi di microrganismi e poi si è imbarcato nell'avventura del sequenziamento del genoma umano, e collaborava con lei, ha sempre collaborato con lui, Claire Fraser, che tra l'altro con la sua equipe ha identificato il genoma del bacillo dell'antrace. È una coppia, devo dire, abbastanza ben assortita, anche se negli ultimi tempi si diceva che c'erano parecchie incomprensioni tra i due. Tra l'altro Craig Venter credo sia al secondo o terzo matrimonio. Questo anche, ripeto, per dare una dimensione anche dei personaggi pubblici che stanno dietro a queste ricerche. Ma adesso ci rituffiamo un pochino dentro la cellula e andiamo a vedere un pochino più a fondo come funzionano questi meccanismi di cui già Giuseppe Borsani ci ha dato un'idea. Lo facciamo con il nostro secondo esperto, Gerolamo Lanfranchi, veneziano, quindi gioca in casa, anche se poi si è laureato in scienze biologiche a Padova e oggi è appunto professore di genetica alla Facoltà di Scienze dell'Università appunto di Padova. Il professor Lanfranchi in gioventù ha lavorato al Karolinska Institutet, prestigiosissimo centro di ricerca biologica a Stoccolma, in Svezia, e ha partecipato tra l'altro anche al sequenziamento con la sua equipe, al sequenziamento di una parte di un cromosoma di un organismo che è stato uno dei primissimi a essere sequenziati, il lievito della birra, il Saccharomyces cerevisiae, e oggi si occupa di genomica funzionale, in particolare nell'identificazione dei geni che vengono espressi nel muscolo scheletrico e nel muscolo cardiaco. E vedrete come queste specializzazioni dedicate al muscolo scheletrico e al muscolo cardiaco sono presenti in questa parte in cui Gerolamo Lanfranchi ci aiuta ad andare all'interno del funzionamento dei geni. Andiamo. Grazie. Intanto volevo ringraziare anch'io moltissimo gli organizzatori di questa serie di gran successo, chiaramente Scienza, e mi onoro di dare il mio contributo ai lavori di questo grande istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, di cui mi onoro di far parte da poco tempo. Io cercherò di andare più nel tecnologico e nello sperimentale, spero di mantenere anche la semplicità di comprensione, per darvi però l'idea di una realtà tecnologica che ci offre la conoscenza del genoma umano già adesso e che ha una larghissima applicazione nella ricerca di base, ma si avvicina ormai anche a una grossa applicazione nella diagnostica medica.
Allora, vi ricordo un po' di informazioni che già Giuseppe ha dato. I geni stanno all'interno del nucleo delle cellule, sono chiusi lì dentro. Allora, com'è che fanno a informare la cellula di quello che deve fare la cellula stessa, deve essere e deve fare durante la sua vita? C'è, diciamo, un flusso dell'informazione, per nostra fortuna anche, che va dai geni che stanno nel nucleo della cellula attraverso delle molecole che si chiamano RNA, che si viaggiano dal nucleo nel citoplasma, e nel citoplasma questo RNA viene tradotto in proteine. Sono due processi che vengono chiamati trascrizione e traduzione, nel quale le informazioni fisse dentro i geni che stanno nel nucleo vengono tradotte nelle proteine che formano le cellule e le fanno funzionare. Quindi se noi vogliamo sapere come funzionano i geni e quanto funzionano i geni, possiamo per esempio isolare tutto l'RNA delle cellule o tutte le proteine e avere delle tecniche che ci danno la possibilità di capire quali geni sono accesi all'interno della cellula e quanto sono accesi. In effetti, se noi guardiamo le cellule che abbiamo nel nostro organismo, ci accorgiamo che tantissimi organi composti da cellule diverse fanno lavori completamente differenti, e questa differenza è anche nella morfologia. Vedete dei globuli rossi lì in basso a sinistra, sono molto diversi dalle cellule muscolari e dalle cellule che appartengono al sistema nervoso, che hanno tutte queste diciamo, estroflessioni. Però tutte nel nucleo hanno gli stessi 25.000 geni. Ci siamo messi d'accordo con Giuseppe sul numero di geni, pare che siano 25.000. Sì, 25, 26, prima 26.000 rotti ho visto nella slide. Ecco. Questa cifra è viaggiata in alto e in basso più del Nasdaq, dell'indice Nasdaq, adesso siamo fissi sui 25.000. Ma perché queste cellule sono diverse? Ebbene, perché ogni cellula accende o spegne o tiene spenti un numero diverso di geni, e i geni che sono accesi in diverse cellule possono essere accesi più o meno intensamente, un po' con un meccanismo che si chiama regolazione genica, che sceglie i geni sul genoma da accendere e li modula, come succede con i nostri regolatori della luce moderni, con cui possiamo avere più luce o meno luce, o addirittura spegnerla. Questa regolazione dell'espressione genica fa sì che i geni si accendano o si spengano durante lo sviluppo della cellula, il differenziamento, la sua morte, oppure durante il lavoro differenziale che fa una cellula nel nostro organismo, o anche quando questa cellula cambia e diventa una cellula malata. Tutto è regolato dai geni attraverso i meccanismi del flusso dell'espressione genica. Per darvi un esempio, la cellula muscolare, quella che contrae i nostri muscoli, esprime 10.000, accende 10.000 dei 25.000 geni che ha a disposizione. Il fegato, che fa molto più lavoro in effetti, e molto più lavoro diciamo differenziato, avanzato, sembra che ne accenda di più, 15.000. E il cervello, che è l'organo cosiddetto superiore del nostro organismo, che tutto regola e tutto vede, ne accende quasi tutti quelli che noi abbiamo a disposizione. È ovvio che le cellule che fanno cose completamente diverse, che hanno questo aspetto completamente diverso, hanno in comune molti geni che accendono. Ma la differenza qual è? È che gli stessi geni sono accesi nelle diverse cellule, ma è l'intensità della loro accensione che varia. E quindi è molto importante poter avere una visione globale di ogni cellula nei suoi stati normali e patologici e capire quali sono i geni accesi e quanto sono accesi ciascuno di essi. Ed è esplosa, diciamo, questa nuova tecnologia, che ormai è di larghissima applicazione, che io cercherò di spiegarvi, che si chiama tecnica dei microarray di DNA. Non esiste purtroppo un nome in italiano, siamo ormai succubi della ricerca inglese. Nel computer abbiamo, anche voi potete vederle attraverso la rete, tutte le sequenze dei geni umani. Allora, chimicamente, cosa è stato fatto? Per ciascun gene è stata costruita una sonda, si chiama una piccola sequenza di DNA complementare, che è in grado assolutamente di riconoscere in modo specifico il gene da cui è stata generata. Tutto questo al computer e con la chimica, sulla base del progetto Genoma Umano. Quindi noi abbiamo a disposizione, in pratica, collezioni di 25.000 sonde, ciascuna delle quali è in grado di misurare l'espressione di un singolo gene. E dove stanno queste collezioni? È semplice, nei nostri freezer, nei frigoriferi dei nostri laboratori, se possiamo permetterlo, cioè con i nostri finanziamenti, abbiamo queste collezioni di geni. E noi possiamo costruire questi oggetti straordinari, ma molto molto semplici, che si chiamano microarray, utilizzando dei robot
molto precisi e molto veloci che vanno a prelevare ciascuna di queste sonde, depositarle in macchie molto piccole in un supporto che non è altro che un vetrino da microscopio. 6 cm x 3, normalissimo vetraccio, nel quale noi abbiamo una densità di macchie così elevata da contenere tutti i geni umani in un pezzo di vetro. Come possiamo utilizzare questa nostra invenzione? Molto semplice. Abbiamo detto che i geni si esprimono attraverso l'RNA. È difficile capire la funzione di un gene andando nel genoma, però abbiamo l'RNA. L'RNA noi possiamo tirarlo fuori dalle cellule, per esempio, del muscolo, ed averlo in forma pura. Questi RNA corrispondono ai geni che sono accesi e tanto più un gene acceso, tengo a rimarcarlo, tanto più RNA per quel gene avrò nella mia popolazione totale di RNA. Con delle tecniche chimiche adesso coloro, ci attacco un colorante rosso per esempio a tutto questo RNA e questa mistura di RNA la metto a incubare sopra il microarray. Ogni RNA riconoscerà una macchia specifica perché la macchia contiene delle molecole che sono state costruite per catturarla in modo assolutamente specifico. Cosa avverrà a livello delle singole macchie? Questa è la macchia che corrisponde al gene 1, questa è la macchia che corrisponde al gene 2, fino a 25.000. L'RNA per questo gene 1 è presente in molte coppie, quindi avrò molto segnale rosso che si fissa su questo gene, poco segnale sul gene 2. Cosa significa? Che nel muscolo, nelle cellule muscolari che sto studiando, il gene 1 è molto espresso, il gene 2 è poco espresso, qualche gene sarà spento. Ma l'informazione che io ottengo da questa analisi riguarda tutti i geni. Quindi in un singolo test io ho l'espressione, l'accensione di 25.000 geni, una risposta straordinaria che fino a 20 anni fa non era nemmeno pensabile. Posso complicare la situazione, mi posso chiedere ma perché due cellule molto simili del mio organismo, tutte e due in fondo si contraggono, devono dare forza, come le cellule del muscolo scheletrico e quelle del muscolo cardiaco, sono in realtà differenti e non si possono mescolare. Le differenze stanno nel numero di geni che vengono espressi e nella quantità di espressione dei geni tra i due tipi cellule. Allora, se noi adoperiamo questa tecnica, non facciamo altro che mettere insieme all'RNA rosso, tirato fuori dalle cellule di muscolo, quello delle cellule del cuore, che però faremo questo piccolo trucco, lo coriamo in verde. Mescoliamo questi RNA, li facciamo ibridare, competere per le macchie, e adesso la risposta che noi avremo è più complessa, ma molto esaustiva. Per esempio, avremo più segnale rosso sul gene 1 che segnale verde. Nel gene 2 invece avremo il contrario, più segnale verde invece di segnale rosso. Cosa significa? Che il muscolo e il cuore per i geni 1 e 2 sono uguali, perché entrambi i geni sono accesi nelle due cellule, ma sono anche diversi perché il gene 2 è più acceso nel cuore. E di nuovo vi ricordo che la risposta non è 1-2 geni, ma è 25.000 geni, una risposta globale complessiva. E in effetti il risultato è abbastanza sorprendente perché anche cellule molto simili con questa tecnica dimostrano le loro differenze, tutte le loro differenze, e tra una cellula di muscolo e una cellula di cuore, che guardandolo al microscopio sembrano molto simili per struttura, in realtà le differenze in espressione genica riguardano centinaia di macchie. Una enorme applicazione che si può fare è ovviamente di confrontare cosa cambia nell'espressione dei geni quando una cellula da normale diventa tumorale. E si comincia a entrare nella comprensione di una malattia così complessa, multifattoriale, decisamente difficile da capire prima che da curare, come sono i tumori. Lo stesso esempio, tecnica dei microarray, confrontiamo adesso delle cellule di sangue normale, da cui tiriamo fuori l'RNA e lo coloriamo in rosso, e cellule di una leucemia che coloriamo in verde. Confrontiamo l'espressione genica e adesso, per facilitarci la visione e l'analisi, ordiniamo i risultati di rosso e verde su tutte le macchie in una colonna. Queste colonne si chiamano profili di espressione e sono qualcosa di determinato per ogni tipo di studio che noi facciamo. Scusami, ogni riga corrisponde a un gene, quindi? Ogni righetta corrisponde a una macchia nel nostro microarray che può avere più segnale rosso o più segnale verde. In questo caso significa che la linea rossa corrisponde a un gene che è sovraespresso nelle leucemie,
Una linea verde è una macchia che è sottoespressa, un gene che è spento o poco acceso nelle leucemie. Questi profili di espressione, con la loro informazione globale, ci danno la possibilità di capire veramente completamente le basi di informazione perché le cellule leucemiche non funzionano più come le cellule del sangue normali, quali sono i geni che sono cambiati e perché si dividono in modo incontrollato, mentre i linfociti normalmente non si dividono più perché riescono a invadere i tessuti. Ma non solo, ci danno anche una informazione che si chiama traslazionale, di cui possiamo approfittare. Noi possiamo concentrarci sui geni che sono diversi dalle cellule normali e pensare di sviluppare dei farmaci contro di loro in modo specifico, ma molti di questi geni possiamo creare dei farmaci contro e cercare di abbassare la loro espressione. Quindi sono farmaci mirati al gene che è sovraespresso. Questa tecnica può essere iterata, come si dice, si può fare tantissime volte anche concentrandosi su uno stesso problema, l'espressione genica delle leucemie. Allora io posso ripetere questo esperimento, profili di espressione, su una leucemia, su cellule leucemiche di un altro paziente, per esempio. È talmente fine la risposta che noi possiamo avere che noi anche tra due pazienti che hanno la stessa leucemia diagnosticata clinicamente cominciamo a vedere delle differenze, perché ci sono differenze individuali anche all'interno dei tumori, anche tumori che sono identici. Per esempio questi due profili associati, derivati da due esperimenti di microarray diversi, vi indicano una coppia di geni che è differenzialmente espressa tra due persone che hanno sviluppato la stessa leucemia. Se complichiamo le cose possiamo confrontare n pazienti e tantissime diverse leucemie e ottenere queste bellissime figure, tragiche nella loro, diciamo, nel tipo di studio che stiamo facendo, ma molto importanti e interessanti, che vengono chiamate missoni, dal famoso Sarto, che insomma ha brevettato questo tipo di tessuti. Vedete, questi profili adesso sono molto serrati, questo albero qui sopra vi ricorda che sono centinaia di profili di espressione di tanti pazienti a cui erano state diagnosticate diverse leucemie. Quindi l'informazione che abbiamo qui, in un botto solo, diciamo, di cui possiamo approfittare, è per esempio vedere quali geni sono espressi in modo differenziale in comune tra varie leucemie e quindi sviluppare farmaci comuni per un certo gruppo di malattie del sangue. O addirittura più fine, le basi della famosa medicina personalizzata. Queste sono le basi però, solo il punto di partenza. Che differenze ci sono a livello di singolo gene tra pazienti che hanno la stessa leucemia? Non solo, ma se noi seguiamo l'espressione genica di una cellula leucemica che si sviluppa, possiamo vedere quali geni cominciano a alterarsi quando io le tratto farmacologicamente e soprattutto quali geni sono alla base della resistenza dei tumori al trattamento farmacologico, che è uno dei problemi più seri nel trattamento dei tumori. Il messaggio che vi ho dato, spiegandovi questa, spero in modo chiaro, e se no aspetto le domande per eventuali precisazioni, è che solo aver sequenziato il genoma umano, avere queste lettere nei nostri computer, ha dato la possibilità di sviluppare questa tecnologia, che può essere ripetuta in tantissimi laboratori, anche con pochi soldi in fondo, non è una tecnica dispendiosa. È una tecnica che ormai è diventata di base per conoscere come funzionano le cellule, per indagare qualsiasi funzione delle cellule, perché ogni funzione cellulare è dovuta al contributo di molti geni. Perfino le malattie genetiche di cui ha parlato Giuseppe Borsani hanno un gene, diciamo, prioritario che è mutato, ma tutti gli altri geni stanno sotto e possono modulare l'attività di questo gene mutato, in certi casi fortunati, annullando il gene che non funziona bene. Infine, possiamo dire che i microarray potranno diventare anche dei test diagnostici. Essendo molto precisi e sensibili, si sta sperimentando la possibilità di usare questa tecnica per diagnosticare, classificare i tumori, studiare come questi si evolvono. Nel mio laboratorio, per esempio, abbiamo dimostrato che studiando dei tumori del muscolo, io mi interesso del muscolo normale, patologico anche, diciamo, esistono tumori anche nel muscolo che si chiamano rhabdomyosarcomi che si differenziano in due classi. Uno è dovuto all'alterazione di un preciso gene, un riarrangiamento genico, e un altro tumore invece non ha nessun segnale di riarrangiamento genico. Questo secondo è più grave, è più difficile da diagnosticare.
Facendo un'analisi di microarray su tanti pazienti affetti da questo tumore, noi abbiamo dimostrato che bastano 17 geni, la cui espressione è discriminante per diagnosticare la differenza tra un paziente con un tumore di un tipo o con un tumore di un altro. Avendone analizzati 22.000, se noi ripetiamo questo testo con solo 17 geni, nel 100% dei casi riusciamo a diagnosticare la malattia e i nuovi pazienti che ci vengono dati. Questo per spiegare, diciamo, la potenzialità reale della tecnologia. Ma tengo a ricordare che si tratta solo di una nuova quantità di informazioni che ci mettono sul piatto. Perché poi quella serie di geni che si alternano produca la leucemia, faccia, diciamo, maturare la leucemia, tanto da diventarla invasiva e incurabile, questo è l'oggetto dei prossimi anni di studio. E allora avete sentito i nostri due esperti, chiamiamo così, il professor Giuseppe Borsani e il professor Gerolamo Lanfranchi, che hanno messo le basi del nostro discorso legato al genoma umano, legato alle scoperte. Abbiamo visto quanto in pochi anni, 5-6 anni, dall'anno 2000 in cui c'erano le prime sequenze rozze, ancora incomplete, piene di buche, annunciate da Clinton alla Casa Bianca, alla presenza di Craig Venter e di Francis Collins, in pochi anni oggi che tipo di progressi sono fatti. Ci sono domande a questo punto? Perché di cose da raccontare ne abbiamo ancora tanto, ma se nel frattempo voi avete delle domande, nel frattempo avete delle curiosità, avete delle cose che vi siete preparati e annotati, mi rivolgo soprattutto a studenti e studentesse naturalmente, ovviamente alzate la mano e vi sarà dato un microfono per raccontarcelo. Altrimenti noi continuiamo ad andare avanti. Allora, c'è un interrogativo di fondo che forse emerge a questo punto dopo quello che ci hanno raccontato il professor Lanfranchi e il professor Borsani. Cioè, conoscere il nostro genoma vuol dire conoscere l'uomo? Cioè, il nostro destino in un certo senso è scritto nella doppia elica del DNA? Ovviamente no, anche perché, come avete forse intuito a questo punto, dai geni ci sta spostando allo studio delle proteine che vengono prodotte dai geni, e nelle proteine stanno molti segreti di quello che noi siamo, perché sono le proteine che ci differenziano, sono la quantità enorme di proteine che vengono fabbricate da soltanto una piccola frazione del DNA che ci rende quelli che noi siamo. Però certamente questo genoma ci aiuta a capire meglio come siamo fatti, ci aiuta a capire meglio le patologie, ci aiuta forse a curarle e ci aiuta anche a comprendere quello che è stato il cammino dell'evoluzione, perché noi possiamo a questo punto cominciare a mettere a confronto il genoma dell'uomo, il nostro genoma, il genoma di Homo sapiens, col genoma di decine di altri organismi, animali e vegetali che sono stati sequenziati. E se da una parte il fatto di avere sequenziato il genoma umano ci dà un senso di orgoglio, di legittimo orgoglio, però anche un po' di umiltà non sta male, perché come avete visto noi siamo fatti appena di 25.000 geni e pensate che prima del sequenziamento del genoma umano si pensava all'incirca che i geni dell'uomo fossero 100.000. Poi pian piano, quando si è visto che siamo addirittura sotto i 30.000, qualcuno si è detto: ma come, abbiamo così pochi geni, noi Homo sapiens, principe, signori del creato? Beh, abbiamo addirittura a volte gli stessi geni di organismi semplicissimi. Ed è questo adesso che ci racconterà, tra le altre cose, Giuseppe Borsani. Sì, volevo discutere un pochino con voi quelli che sono invece gli interrogativi che il sequenziamento del genoma umano ha aperto. E quello che noi attualmente possiamo fare non è soltanto analizzare il nostro genoma, ma possiamo fare qualcosa di più. Possiamo addirittura andare a comparare il nostro genoma col genoma di moltissimi organismi modello. Veramente è stato sequenziato il genoma di parecchi organismi modello, tantissimi microbi, ma anche organismi tipo il topo, il ratto, lo scimpanzé, l'ape, eccetera, eccetera. Ecco, ok, era un problema di collegamento al computer, si vedeva un'altra immagine, non questa bella... Questa disciplina che in qualche modo ci permette di comparare genomi di vari organismi rientra sotto il nome di genomica comparativa. Io ho trovato questa vignetta che secondo me è bellissima, è piaciuta moltissimo anche ai miei figli che hanno 7-10 anni, questo picchio che va a forare l'arca di Noè.
Non vorrei che questa rappresentasse un po' l'immagine noi scienziati che cerchiamo di darci da fare per capire come è fatto il nostro genoma, intanto però in realtà il modello La nave che rischia di andare a abbiamo fondo. costruito, sì, diciamo, il modello che cerchiamo di costruire un pochino fa acqua da tutte le parti. Adesso vediamo un pochino anche perché. Come diceva il moderatore, effettivamente noi pensavamo di avere nel nostro genoma un enorme numero di geni. Ci sono degli scienziati che addirittura hanno fatto delle scommesse puntando sul fatto che l'Homo sapiens avesse qualcosa tipo 120.000, 200.000 geni. Questo prima del sequenziamento del genoma. Sicuramente la più grande sorpresa in seguito al sequenziamento del genoma è stato quello di rendersi conto che abbiamo soltanto 25.000 geni. Però possiamo dire, 25.000 geni in fondo non è che siano così pochi. Prima del sequenziamento del genoma si pensava che effettivamente la complessità di un organismo fosse in qualche modo direttamente proporzionale alla dimensione del suo genoma e al numero di geni presenti nel genoma. E in parte effettivamente è così. Se andiamo a prendere un organismo semplice, unicellulare come il lievito di birra, noi vediamo che ha un genoma compatto, circa 12 milioni di geni, di nucleotidi. E questo genoma codifica soltanto per 6.000 geni, quindi siamo notevolmente più complessi di Saccharomyces e fin qua siamo contenti. Se ci spostiamo un pochino più in su nella scala evolutiva, cominciamo un pochino a preoccuparci, perché troviamo questo vermetto, questo è un nematode, si chiama C. elegans, ha la dimensione di 1 millimetro, ed è questo puntino che vedete qua in basso indicato dalla freccia. Allora, questo signore ha la bellezza di 19.000 geni, e quindi ci sentiamo un pochino il fiato sul collo, perché noi abbiamo solo 25.000 geni. Andiamo avanti. I ricercatori che studiano il genoma di organismi modello a un certo punto hanno cominciato a non capirci più nulla, quando hanno sequenziato per esempio il genoma di questo insetto, Drosophila melanogaster. Allora, voi confrontate queste due immagini, non bisogna essere degli scienziati spaziali per capire che l'insetto a destra è decisamente più complesso sia dal punto di vista morfologico che dal punto di vista, diciamo, della sua fisiologia rispetto al vermetto C. elegans. Però dal punto di vista genomico, in realtà, la Drosophila è più semplice, perlomeno per quanto riguarda il numero di geni, cioè Drosophila ha 13.000 geni, mentre il verme C. elegans ha 19.000 geni. Ecco, Drosophila melanogaster non è uno strano insetto spaziale, non è altro che il moscerino della frutta. Che è un po' l'insetto, l'organismo modello dei genetisti ormai da tantissimi anni. Esattamente, no? Esattamente. Allora, spostiamoci ancora più avanti con le ricerche, avviciniamoci un pochino più all'uomo utilizzando il genoma, analizzando il genoma di un roditore, qual è il topo, e ahimè il topo ci ha raggiunto, 25.000 geni, tanti quanti i geni dell'uomo. Ma lo schiaffo più forte ci arriva dal sequenziamento del genoma di questa piantina infestante, dicono, che si chiama Arabidopsis thaliana, che ha esattamente il numero di geni, almeno a grandi linee, il numero di geni presenti nell'uomo. Qualcuno dice anche qualcuno in più. A questo punto veramente è difficile far tornare al discorso di prima, che la complessità di un organismo è in qualche modo direttamente proporzionale al numero di geni o alle dimensioni del genoma. Giuseppe, volevo solo interromperti per raccontare un piccolo episodio divertente, fare un intervallo, proprio per Arabidopsis thaliana. Quando è stato sequenziato il genoma di Arabidopsis thaliana, è stato presentato con grande rilevanza a Bruxelles, perché era stato finanziato dall'Unione Europea, per vedere anche la difficoltà della comunicazione della scienza con il pubblico. Ed era stato presentato, c'erano tante piantine di Arabidopsis, che non è una bella pianta, è una pianta un po' striminzita, però è utilissima come modello genetico, davanti alla tribuna degli speaker. Il giorno dopo, su Repubblica, nella pagina della scienza c'era scritto: sequenziato il genoma dell'organismo modello Arabidopsis thaliana dai famosi occhi rossi. Avevano confuso Drosophila con Arabidopsis. Vabbè. Non siamo ancora arrivati a creare questi mostri, diciamo. Allora, avviciniamoci ancora di più dal punto di vista evolutivo all'uomo e consideriamo il genoma dello scimpanzé, che è l'organismo, appunto, dal punto di vista evolutivo più vicino a noi. Abbiamo un antenato comune con lo scimpanzé che risale a circa 6 milioni di anni fa. Allora, uomo e scimpanzé hanno praticamente lo stesso numero identico di geni. Non solo, se noi confrontiamo la sequenza del genoma di scimpanzé con la sequenza del genoma umano, così come abbiamo fatto tra due individui diversi della specie Homo sapiens, ci accorgiamo che siamo anche molto simili come sequenza, cioè su 1000 nucleotidi soltanto 12 sono diversi.
Quindi abbiamo un'identità di sequenza pari circa al 98%. Quindi noi dal punto di vista genetico differenziamo da una scimmia sostanzialmente per l'1%. Esatto, 1,5%. Infatti c'è anche un libro dal titolo molto carino che suona tipo "Cosa significa essere scimpanzé al 98%?". Quindi dovremmo ricordarci ogni tanto che siamo in realtà scimpanzé al 98% o uomini al 100%, come preferiamo. Adesso arriva il colpo di grazia, la cipolla. Chi avrebbe mai detto che la cipolla ha qualcosa tipo un genoma 5 volte più grande del genoma umano? A questo punto, diciamo, non dobbiamo fare altro che chinare il capo e ammettere la nostra ignoranza, perché effettivamente è difficile a questo punto correlare la dimensione del genoma con la complessità di un organismo. Quindi, cerchiamo di tirare un pochino le somme. Qual è la differenza tra l'uomo e i vari organismi modello che abbiamo visto finora? Diciamo che chiaramente la differenza non è principalmente determinata dal numero di geni, anche se in alcuni casi, soprattutto quando consideriamo organismi modello semplici, effettivamente la differenza può essere determinata anche da quello. In realtà abbiamo alcuni indizi che ci fanno pensare che la differenza sta soprattutto nel modo con cui questi geni sono utilizzati. Quindi non è tanto la quantità, ma in qualche modo la qualità, cioè le varianti delle proteine che ciascun organismo è in grado di produrre. E facendo di nuovo un'analogia in campo automobilistico, che è un campo che, come potete intuire, mi piace abbastanza, prendete due auto simili nell'aspetto. In realtà sono auto notevolmente diverse come funzionalità, come classe, eccetera, eccetera. Però è innegabile che dal punto di vista costruttivo queste due auto, una costa 10.000 euro, l'altra costa 120-130.000 euro, sono costituite dallo stesso numero di pezzi. Quindi non è il numero di pezzi, il numero di proteine, il numero di geni che in qualche modo differenzia l'uomo dagli altri organismi, ma la qualità, la tipologia del pezzo che in qualche modo fornisce all'uomo quella marcia in più o fornisce ai mammiferi quella marcia in più rispetto a altri organismi modello. E ci sono chiaramente delle basi genetiche e biologiche su questo tipo di ragionamento che sono uscite per esempio dallo studio di questo gene che si chiama FOXP2, che è un gene molto importante e viene chiamato il gene del linguaggio. Questo è il primo gene che è stato trovato mutato in un grave difetto, un grave disordine di sviluppo del linguaggio. Se noi andiamo a vedere la sequenza di questo gene e della proteina codificata da questo gene in individui normali e in diversi organismi modello, quello che ci accorgiamo è che l'uomo è l'unico organismo che ha una particolare variante di questo gene. Questo gene codifica per una proteina che è identica praticamente in tutto per tutto in altri organismi, scimpanzé, orangotango, nel topo, eccetera, eccetera. Ci sono soltanto 2 aminoacidi che differenziano la proteina umana dalla proteina corrispondente nelle altre specie. E si pensa che siano queste piccole differenze che danno quella marcia in più all'uomo e che in qualche modo hanno permesso a questo gene in qualche modo di contribuire allo sviluppo del linguaggio. Quindi quando si parla di gene del linguaggio non è un gene che ha solo l'uomo, questo è un gene che hanno anche gli uccelli, semplicemente l'uomo ha una particolare variante del gene che assieme a molti altri geni ha contribuito allo sviluppo del linguaggio durante l'evoluzione. Passiamo di nuovo a questa tabella che a me piace tanto e vediamo di estrarre un altro numero abbastanza inquietante. Abbiamo detto che gli esoni sono quella parte del genoma che contiene l'informazione necessaria per la sintesi delle proteine. E gli esoni occupano in realtà uno spazio molto piccolo del genoma, pari circa all'1,5%. Quindi questi oggetti, che vedete in blu, occupano una parte molto ma molto piccola del genoma. Il resto che cos'è? Il resto non è altro che costituito da sequenze introniche o da sequenze che stanno tra un gene e l'altro. Voi pensate un pochino magari di leggere un libro di 1000 pagine e in qualche modo l'informazione utile la trovate soltanto in una ventina di quelle pagine, anzi una quindicina di quelle pagine. Quindi in qualche modo nel nostro genoma l'informazione utile per la sintesi delle proteine è limitata a una porzione molto piccola del libro, come in questo esempio che ho provato a presentarvi. Quindi di fatto noi abbiamo la presenza di sequenze introniche e la presenza di sequenze intrageniche che sommate assieme fanno la bellezza del 98,5% del nostro genoma. Ed è quello che alcuni chiamano come DNA spazzatura o junk DNA.
in termine, secondo me, non spregiativo, diciamo, può essere in qualche modo un modo vezzeggiativo per chiamare questo DNA che in realtà, se è presente, se è rimasto durante l'evoluzione, sicuramente un ruolo ce l'ha, semplicemente siamo noi che non riusciamo ad attribuirgli una funzione. Cioè è una parte consistentissima del 98% del DNA che non produce proteine, che non codifica per le proteine. Esattamente. Ma qualcosa servirà. Qualcosa servirà. Adesso si comincia un po' infatti a cominciare a capire anche. Si comincia a capire relativamente una parte molto piccola di questo 98%, che è un 3%, cioè riusciamo a spiegarci un 3% diciamo di questo 98%, perché vediamo che se confrontiamo questo DNA spazzatura tra uomo e altri organismi modello, vediamo che è conservato durante l'evoluzione. E di solito quando c'è una conservazione di una sequenza durante l'evoluzione, di solito c'è una funzione associata a quella sequenza. Quindi sappiamo che la conservazione verosimilmente è associata a una funzione, non sappiamo ancora qual è la funzione. In alcuni casi si pensa che queste sequenze possano servire per regolare l'espressione dei geni, così come la va a studiare il professor Lanfranchi. Però non abbiamo ancora molti dati, diciamo, in questa direzione. Sicuramente questo è un campo molto aperto e secondo me fa felice anche molti genetisti, molte persone che lavorano su queste tematiche, perché quello che noi temevamo è che sequenziato il genoma si andava tutti a casa perché ormai dovevamo passare la palla a quelli che sapevano fare altre cose meglio di noi. In realtà abbiamo scoperto che le cose da fare, le cose da capire sono veramente tante. È un po' come nella cosmologia, che esiste la materia oscura dell'universo, che è circa il 90%, che noi non vediamo, ma che certamente serve per tenere insieme quel 10% che vediamo, di cui possiamo osservare i fenomeni, e che non si sa di che cosa è fatta. Esatto. In pratica a questo punto noi sappiamo di essere ignoranti, nel senso che abbiamo davanti questo bellissimo libro stampato, il libro della vita, riusciamo a leggere soltanto 15 pagine su 1000. E questo è un po' frustrante da un certo punto di vista, però è stimolante perché sappiamo che dobbiamo interpretare le altre 985 pagine, quindi la strada è ancora lunga. Sempre parlando in questo caso di delusioni, disillusioni che sono emerse da questo tipo di studi, facciamo un angolino sulla terapia genica, che però non vorrei venisse confusa con gli studi sul genoma. Poi alla fine cercheremo di spiegare perché è importante studiare il genoma nell'ambito anche di esperimenti basati su terapia genica. E ne approfitto magari anche per tirare le orecchie non al nostro moderatore, che mi sembra bravissimo, ma ai suoi colleghi che ogni tanto mettono in un calderone il sequenziamento del genoma e le cellule staminali, la procreazione assistita, gli organismi geneticamente modificati. A volte quando leggo i giornali o quando guardo alcune trasmissioni mi sembra anziché essere un ricercatore, di essere Belzebù, perché io penso di fare degli esperimenti molto semplici, molto tranquilli, a volte mi viene il dubbio veramente di creare degli organismi mostruosi tipo le Arabidopsis con gli occhi rossi. In realtà non è così. Per cui facciamo un angolino sulla terapia genica, semplicemente per dire che i geni li possiamo anche utilizzare come effetti terapeutici, cioè l'idea è quella di prendere un individuo affetto da una patologia e cercare di curare questa patologia andando a inserire nelle cellule di questo individuo dei geni appunto con finalità terapeutiche. Quindi queste cellule trasformate, modificate geneticamente, possiamo cercare di reinserirle nell'individuo stesso e sperare che questo individuo possa alla fine guarire. Quali sono le patologie che i ricercatori cercano di curare con la terapia genica? Chiaramente si tratta di patologie estremamente gravi per le quali di solito non esistono cure alternative. Sono attualmente in corso più di 1000 trial clinici, soprattutto su tumori, malattie vascolari, le malattie genetiche monogeniche che abbiamo visto precedentemente e malattie infettive molto gravi, molto difficili da curare. In realtà, a fronte di più di 1000 trial clinici in corso, i risultati più incoraggianti sulla terapia genica si sono avuti in particolare su una singola patologia che è una immunodeficienza molto grave, che viene chiamata SHID, che è dovuta alla mutazione in un particolare gene che codifica per un enzima che si chiama ADA. I bambini che nascono con questa patologia genetica sono sensibili a qualunque tipo di infezione. Vedete qua sulla sinistra, per esempio, questo bambino che è nato in Texas nel 71 e per 13 anni ha vissuto in un ambiente completamente sterile che la NASA ha costruito su misura per lui. A un certo punto questo bambino ha avuto un'infezione grave ed è morto in seguito tra l'altro a un trapianto di midollo. Il bambino sulla destra è un pochino più fortunato di lui. Perché? Perché è stato trattato con un approccio basato sulla terapia genica ed è praticamente guarito dalla patologia. Però c'è un ma.
altri bambini trattati con lo stesso tipo di terapia genica, affetti dallo stesso tipo di patologia, hanno in realtà sviluppato una patologia estremamente grave, una forma di leucemia, che è stato praticamente dimostrato essere stata indotta dal trattamento effettuato con la terapia genica. Per cui da un lato abbiamo guarito l'immunodeficienza, dall'altro abbiamo indotto una leucemia, e questo chiaramente non è accettabile. E questo ha bloccato la terapia in Francia, vero? Ha bloccato la terapia genica in Francia. In realtà in tutti quanti i paesi i protocolli per portare avanti questo tipo di studi sono diventati molto più rigidi e i tempi molto più lunghi, per cui i ricercatori si sono dovuti reinventare anche come burocrati, perché devono riempire una mole enorme di pezzi di carta, ma la cosa è giustificata perché ci sono anche dei casi peggiori di quelli che abbiamo descritto finora. Per esempio, questo ragazzo, 18 anni, è morto in seguito a un trattamento basato sulla terapia genica, tra l'altro avvenuto nel miglior centro, quello che si pensava essere il miglior centro di terapia genica diretto dal dottor Jim Wilson negli Stati Uniti. Questo ragazzo, di nuovo affetto da una patologia monogenica che gli causava una malattia di tipo epatico, un deficit di un enzima che si chiama OTC. In seguito al trattamento con terapia genica il ragazzo ha sviluppato un'insufficienza organica multipla e in seguito a questa, dopo pochi giorni, è morto. Per cui questo è stato sicuramente un durissimo colpo per quanto riguarda gli studi sulla terapia genica. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo prendere la terapia genica e buttarla nel cestino e pensare di tornare ai farmaci normali? Assolutamente no, la terapia genica ha sicuramente un grosso futuro. Quello che però dobbiamo fare, dobbiamo capire meglio come funzionano i nostri geni, cioè prima di inserire un gene all'interno di un organismo umano dobbiamo sapere come questo gene funziona, come è regolato naturalmente all'interno dell'organismo, non solo, quali sono le conseguenze se questo gene si inserisce nel genoma a caso. Potrebbe per esempio sviluppare dei tumori quali le leucemie che abbiamo visto in quei 2 bambini francesi. Quindi è importante studiare il nostro genoma, come funzionano i nostri geni, perché finalmente alla fine potremo utilizzare meglio la terapia genica per un ampio spettro di patologie.